I costi ci sono, ma nessuno li dovrà ripagare. Per la realizzazione del ponte di Calatrava tutti assolti. Mette per ora la parola fine il collegio della Corte dei Conti del Veneto sulla vicenda del presunto danno erariale da 3,8 milioni di euro. Assolti l'archistar Santiago Calatrava e i 3 tecnici del comune che si sono succeduti alla direzione del cantiere, Roberto Scibilia, Salvatore Vento e Roberto Casarin. Un ponte atteso ma mal digerito a Venezia. Quadruplicati i giorni di realizzazione, passati da 450 a oltre 2000, e soprattutto quasi raddoppiati i costi, lievitati da 6,7 a 11,6 milioni di euro. Di 3,8 milioni di euro si è interessata la Procura della Corte dei Conti, che di quei soldi pagati in più dalla collettività, secondo il suo giudizio, ha chiesto conto al progettista Calatrava e ai tecnici del comune. La sentenza è arrivata, ma non è quella sperata, a tirare un sospiro di sollievo gli imputati. È stata ripristinata la verità dei fatti, cioè che i funzionari del Comune di Venezia, in particolare l'ingegner Vento, hanno seguito correttamente l'operato del professor Calatrava e che il professor Calatrava in realtà non ha compiuto un errore progettuale, ma ha realizzato un'opera particolarmente complessa. Pronto a ricorrere in appello Carmine Scarano, il procuratore della Corte dei Conti, che da anni lotta per fare giustizia, che spera di trovare nelle 400 pagine di sentenza una probabile fragilità nella decisione, sicuri i difensori. La responsabilità dei maggiori costi dipende proprio dalla complessità dell'opera e dalle esigenze che si sono via via manifestate e su richiesta o dell'amministrazione comunale o dei vari tecnici che si sono avvicendati. Dito puntato contro le ditte che realizzarono l'opera, contro un ponte voluto dall'amministrazione Cacciari come simbolo della città in barba all'ingegneria, un'opera che il sindaco filosofo non ha mai rinnegato, come si capisce in queste parole pronunciate alcuni anni fa. Tutti i disastri sono cominciati da lì, sono cominciati da imprese che non erano assolutamente in grado di realizzare un'opera di tale complessità.